Che cazzo è? Oh, Franz, che stai a fare? Oh, io niente. Io non tocco niente, no, non compro da cinesi. Che se ti prego? Pago il riscatto se vuoi. Ma che stai a dire, imbecille, so io. Sonando, ma cazzo quanto so cretinisti stracomunitari. Dove stai? Ah, scusa, sai, pensavo fosse scherzo del mio zio di organizzatia. De organiche? Oh, no, niente. Lascia stare. Sono qui il mio rifugio segreto. Ma che segreto che stai ai domiciliari? Sì, però non lo sa nessuno. Neanche mia mamma. Vabbè, insomma, ma tu ce lo sai che c'è sta il lockdown? E che vuol dire? Vuol dire liberi tutti. Liberi? Che possiamo fare tutto? Pure di ammazzare, sì! Ma tutto? Anche rubare? Sì! Anche vecchiette? Anche, soprattutto, perché portano malattie, son fette. Oh, però ci devi andare piano, devi rispettare il decreto. E chi è sto decreto? Devi solo stare alle regole, ti devi mettere i guanti, la mascherina, lo devi fare con professionalità, ecco. Il poliziotto? Che dici? Tu gli tiri fuori la sottoscrizione, che ti dici da solo che stai a rubare per dei buoni motivi, che non ti sei allontanato di 200 metri, insomma te la scarichi e te la compili. Ok, scaricare, non c'è problema. Porto su anche al 6° piano. Oh, mannaggia, te devo lasciare. E te devo lasciare perché stanno a fare retata. Retata? Aretata per quelli che rovistano dentro le cassonetti, hai capito? Sti frocioni invece stanno a guardare i ragazzini che giocano da nascosto a palla, sappiano con quelli che stanno a lavorare. Mannaggia, devo scappare. Franz, ti saluto. Ciao. Brigadiere, eccolo, è lui, prendiamolo! Ecco, sempre la solita storia.